Portiamo a casa tutto il demanio idrico, che vuol dire 15 milioni di euro e che vuol dire una sicurezza nell'applicazione dell'articolo 15 di tutte le deleghe che arriveranno in provincia, non solo per un anno, ma per tanti anni. Quindi diamo già attuazione concreta alle materie delle attività produttive, dell'agricoltura, dell'artigianato, della viabilità dei trasporti, già con una cifra importante che sono 15 milioni di euro, e poi ci sarà da parte della Giunta regionale entro i termini di 6 mesi, complessivo un anno, ci sarà, diciamo, l'indicazione di tutte le materie con le caselle del personale da attuare e anche le risorse finanziarie da impegnare. Quella è un'altra partita, ma oggi questa partita fondamentale è stata quella di dire: alla legge e alle sue aspirazioni e ai suoi contenuti ci mettiamo anche una cifra che non è una tantum per un anno, ma è una cifra che dura nel tempo e quindi dà sicurezza, dà continuità, dà sicurezza agli investimenti per il territorio. Se io non ci sarò più, se i miei colleghi non ci saranno più, continuerà nel tempo. È vero che qualcuno può cambiare la legge, ma si assumerà tutte le responsabilità nel cambiare la legge, e quindi a mio avviso abbiamo fatto un lavoro che è duraturo e permanente nel tempo. Da oggi in poi aumenteranno le responsabilità per gli amministratori bellunesi. Bravissima, questa è una considerazione intelligente, lo dicevo nella relazione. Adesso, come si dice, chi vuole la bicicletta pedali. Ecco, qua aumenteranno le responsabilità, aumenteranno anche le azioni specifiche sia nella gestione della provincia, organo di secondo grado, sia nel lavoro delle unioni montane e dei comuni associati in senso generale, perché più competenze, più soldi, ma anche più responsabilità.